Nuovo record di morti in 24 ore. Trump presenta al Paese la sua strategia in 3 fasi per riaccendere l'economia. Il corrispondente Claudio Pagliara. Le sedie sono accatastate sui tavoli, ma il forno è acceso. Con l'attività limitata a pizze da sport, i guadagni sono pochi o nulla. Roberto Camuscio tiene aperto il locale per 2 ragioni: dare lavoro ai dipendenti e fare qualcosa che gratifica l'animo. Ogni giorno consegna pile di pizze a medici e infermieri in prima linea nella lotta contro il virus. Aderisce al progetto Italians Feed Americans, ideato dallo chef Fabrizio Facchini. Contentissimi, si vede la faccia, la contentezza negli occhi, è una cosa che ci riempie di gioia e ci fa star bene. Storie di solidarietà in un paese che soffre. Il blocco ha prodotto già 22 milioni di disoccupati, una cifra che ricorda la Grande Depressione, e il malcontento serpeggia. Manifestazioni contro la quarantena in diversi stati. Donald Trump cavalca la protesta negli stati chiave per vincere le presidenziali di novembre. Liberate il Minnesota, liberate il Michigan, liberate la Virginia, twitta. Il presidente ha diramato ieri le linee guida per la riapertura del paese. Saranno gli stati a decidere caso per caso sulla base dei dati. La riapertura sarà graduale, in 3 fasi, e per avviare la prima sarà necessario che per 15 giorni i contagi calino. Le scuole in un primo tempo resteranno chiuse e i ristoranti dovranno garantire una distanza di sicurezza tra i clienti. Anche la Chiesa pensa